Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo dei sogni a grande raggio, tanto per avere un'idea di cosa possono fare, e il vostro Marietto vi racconterà qualcosa di lui. Però prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nei diari chiaramente, e magari qui sotto in descrizione, se volete, potete venirci a trovare anche nei gruppi di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il legale al vostro Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico chiaramente gratuito. E se volete potete scaricare sempre con il link qui sotto in descrizione gli ebook del Marietto Veneziano sul sito delcapitano.altervista.org. Bene cari amici, iniziamo a parlare un po' dei sogni, perché come sapete ci sono vari libri di interpretazione dei sogni in cui spiega che il vostro inconscio passa dal subconscio e passa nel vostro cervello a spiegarvi con dei vari sogni particolari quello che vi vuole dire, no? E allora giù a interpretare badilate di sogni a destra e a sinistra, e questo è vero. Poi ci sono momenti in cui mentre noi pensiamo di sognare siamo in astrale, no? E vengono delle entità che possono essere dei maghi o neri o bianchi o rossi e ci portano o nel futuro o nel passato per aiutarci a spiegare. Chiaramente non a tutti, e chiaramente solo in determinati momenti della nostra vita, no? Perché voi sapete che chi fa parte di gruppi misterici o ha iniziato a entrare a conoscenza con l'esoterismo, magari il gruppo misterico che è vivo quando lui è morto lo vanno a riprendere quando rinasce. Può succedere anche questo, non è sempre detto, però può succedere. E tante persone magari non si ricordano più di aver fatto parte di un gruppo misterico, e poi durante i sogni vengono in un certo senso riattivati o richiamati. Si usa anche questo sistema. Bene, oggi il Marietto vi racconta 2 sogni che ha avuto, così tanto per farvi dare un'idea di come potrebbero essere. Questi magari molto probabilmente io li interpreto come sogni, ma nella realtà sono stati dei viaggi astrali, viaggi astrali molto potenti. E qui vediamo il vostro Marietto che aveva più o meno 4-5 anni, riusciva a malapena a parlare. E una notte mentre sognava, bisogna prefiggere anche una cosa, che il vostro Marietto non si è quasi mai ricordato dei sogni fin quando verso i 35 anni più o meno ha cominciato a prendere la melatonina. Per chi non sa che cos'è la melatonina, su internet ci sono vari siti che spiegano benissimo le proprietà benefiche di questa molecola. E anche il vostro Marietto ha fatto una pillola sull'alimentazione, in cui ha consigliato di prendere melatonina, non tanto per aiutare il sonno, ma tanto perché ha tantissime proprietà benefiche questa molecola sul nostro corpo, e dopo i 35-40 anni sarebbe ideale poterla prendere. Bene, ma ritorniamo al discorso dei sogni. Allora, il primo sogno che veramente mi ha un po', come si suol dire, turbato, è stato quando avevo 3, 4, 5 anni, no? Ed eravamo in una situazione in cui c'era un fuoco tremendo e c'era una persona che continuava a scendere e chiamare il mio nome e dire aiuto, aiuto, aiuto. Questa persona continuava a scendere, il vostro Marietto chiaramente non si vedeva fisicamente, quindi non sapeva se aveva 3, 10 o 20 anni, e cercava di aiutare questa persona, però questa persona scendendo in questo fuoco, praticamente era così forte questo fuoco che il vostro Marietto nel sogno non riusciva a avvicinarsi, e alla fine l'unica cosa che il vostro Marietto a 4-5 anni riuscì a vedere erano i denti, e fu in un certo senso spaventato, perché l'unica cosa che rimase di quel corpo a 4-5 anni erano i denti. Ma il vostro Marietto non riuscì a riconoscere quella persona, e quando si svegliò il vostro Marietto lo prese per un incubo e lo raccontò, come poteva raccontare un bambino di 4-5 anni, al suo babbo il sogno. Passa il tempo e a un certo punto arriva un signore
in casa a parlare col babbo, un signore che lui non aveva mai visto, e questo signore aveva sempre la bocca chiusa, non è che il marietto adesso cercava quei denti, ma a un certo punto quel signore aprì la bocca e il vostro marietto rimase scioccato, perché erano esattamente i denti che il vostro marietto vide come risultato di quell'incenerimento, di quella persona che continuava a scendere in questo fuoco infinito a chiedere aiuto al vostro marietto. Morale della favola: quando quel signore va via, il marietto chiede: ma chi è papà quel signore lì? E il babbo del marietto disse: è il padrone di casa. E quindi il vostro marietto capì che nella vita con quel signore lì ci avrebbe sempre avuto un legame molto forte. Boh, questo è il primo racconto un po' così naif. Il secondo racconto invece è quando il vostro marietto a 24 anni, più o meno 25, fece un sogno così vivo che si spaventò. E cioè praticamente era nel futuro ed era durante una partita di uno sport, e c'era un bambino che giocava, e quello sport il marietto non gli interessava per niente, nel paese del marietto quello sport lì non si trattava. Per morale della favola, quel bambino che giocava era il figlio del marietto, no? Al che il marietto nel sogno era strabiliato, perché era proprio un sogno praticamente in cui la cosa era reale, no? Morale della favola: il giorno dopo il vostro marietto andò a lavorare e disse a un suo collega di lavoro: tu non ci crederai, ma ieri ho fatto un sogno stranissimo. Ho visto nel futuro qualcuno che sarà mio figlio e giocherà a questo sport, e praticamente io abiterò in un altro posto distante. Beh, morale della favola: la cosa successe proprio così. Dopo tanti anni mi trovai in quel posto dove ebbi quel sogno, vidi, cioè chiaramente mio figlio stava giocando quello sport, esattamente vestito come l'avevo visto nel sogno. Praticamente il vostro marietto era andato avanti più o meno 15 anni, se non di più, e praticamente aveva già visto quella faccenda. Praticamente il vostro marietto stava vivendo in quel momento lì nel passato, no? Perché quella faccenda lì, cioè quella situazione lì, l'aveva già vista almeno 15 anni prima, no? Bene, poi è successa un'altra cosa in quel momento lì, e il marietto ve la racconterà in una prossima pillola. Allora, perché vi racconto queste storie, queste pillole qui sul sogno? Perché effettivamente alcune volte i sogni ci parlano in modo lampante e chiaro, ma noi non abbiamo i mezzi per poterli decifrare o le competenze per poterli decifrare. Ci sono parecchi libri che parlano di queste cose, e ognuno tira un po' l'acqua nel suo mulino. L'importante è sapere che alcune volte i sogni effettivamente vogliono dirci qualcosa di importante, e noi dobbiamo avere le orecchie grandi come quelle del Topo Gigio per riuscire a capire quello che ci vogliono dire. Per il momento questa pillola è qui, finita. Il vostro marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima. Ciao.